Distrugge il pronto soccorso e viene fermato con uno spray antiaggressione da un medico. L'episodio nella notte all'ospedale di Dolo, dove un paziente arrivato per un consulto psichiatrico ha dato in escandescenze. Il colpo a negozio Santi a 2 passi da Rialto accende l'allarme per numerose spaccate a Venezia. La richiesta di Ascom più presidi fissi delle forze dell'ordine. Dalla sede del Comune di Milano l'incontro con la stampa di Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, nel primo anniversario della sua cattura. Attacco al governo, accusato di aver fatto troppo poco. Su 7 conduttori di imbarcazioni sottoposte ad accertamento, 5 sono risultati positivi alla cannabis, tra questi anche 2 minori all'esito dei controlli effettuati dai carabinieri. Dopo qualche settimana in bacino di San Marco il delfino Mimmo è stato trasferito nelle acque della Laguna Sud, fallito però il tentativo coordinato dalla Capitaneria di Porto, è già ritornato indietro. A Mestre ritorna il mercatino dell'usato di Corte Legrenzi, che rigenera la città, bancarelle di giacche, monili, cappelli e varie comune nel più grande noto mercato di Londra per illuminare la città. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli. Dopo aver provocato migliaia di euro di danni è stato fermato con lo spray antiaggressione uno dei medici del pronto soccorso. È successo questa notte all'ospedale di Dolo, dove un paziente arrivato per un consulto psichiatrico è andato improvvisamente in escandescenze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal raptus improvviso che ha colpito un paziente arrivato nella notte al pronto soccorso di Dolo per una consulenza psichiatrica, ma i macchinari degli ambulatori di Area Verde sono fuori uso e i danni in fase di quantificazione ammontano a migliaia di euro. Per fermare la furia del paziente è dovuto intervenire con lo spray antiaggressione uno dei medici del pronto soccorso. Lui, un 35enne di Chioggia, aveva appena finito il consulto, ma nel momento in cui la psichiatra ha lasciato la stanza ha iniziato a rovesciare armadi e postazioni tecniche lanciando oggetti contro il personale, proseguendo poi negli ambulatori vicini dell'area verde. Quando però il 35enne si è trovato di fronte all'area rossa, per impedire che altre persone potessero essere messe in pericolo, è avvenuto l'intervento dei medici del pronto soccorso con lo spray antiaggressione, che ha consentito alle forze dell'ordine di immobilizzarlo e contenere anche i suoi successivi tentativi di nuove violenze. Il paziente è stato affidato all'ospedale di Dolo sotto il controllo delle forze di ordine pubblico e si indaga sulle motivazioni cliniche e personali che ne hanno potuto scatenare la furia. E allarme spaccati nel centro storico a Venezia, da Rialto alla Giudecca, negozi di ogni genere presi di mira. La preoccupazione di Confcommercio, che chiede nascano dei presidi notturni delle forze dell'ordine. Non sai quello che può succedere, e d'altronde noi non siamo neanche nella condizione di difendersi. Un posacenere che Veritas ha dato in dotazione ai locali, una colonnina con un basamento in cemento usata come ariete per sfondare il vetro anti-infrangimento della vetrina dello storico negozio Santi in Calle delle Bande a San Rio, a 2 passi da Rialto. A preoccupare il proprietario la gravità del fatto. Dopo quasi 60 anni di attività che si tramanda da 3 generazioni, l'assoluta sorpresa di trovarsi alle 2 di notte con il negozio derubato degli orologi esposti. Per noi sono 20.000 euro di merce circa che sono stati portati via, più il danno della vetrina antisfondamento. Spaccate che sono sempre più frequenti a Venezia, in centro storico, atti per cui Ascom e Confcommercio lancia un vero e proprio allarme. I nostri associati ci telefonano continuamente che c'è questa situazione un po' grave, si è concentrato questo mesetto, diciamo, con spaccate sia non solo qui ma anche a Giudecca, anche nella zona di Rialto, gelaterie o ristoranti e altri tipi di negozi. Non solo Rialto dunque, ma ad essere colpito è tutto il centro storico. La sensazione è che chi ruba nei negozi lo faccia per rivendere in fretta la merce sottratta. L'apparenza è che siano legati a un ambiente della droga, ok, perché la tipologia dei furti, queste cose veramente improvvisate, fa pensare a quello. Venezia che di giorno è troppo affollata, tra gente che
bivacca ad ogni angolo, calli colme di persone, mentre di notte si svuota e diventa una sorta di città fantasma dove anche chi delinque riesce a muoversi a piede libero. Maggiori controlli, specialmente nelle zone notturne, sì, nei tempi notturni, di notte così, o dei presidi fissi in centro, non trovare una soluzione, ecco, perché qua si aggrava la situazione. Sono situazioni terribili queste che ti fanno star male. Non ho ancora metabolizzato il danno economico, ma è molto peggio questa sensazione di insicurezza che viviamo ogni giorno. Dalla sede del Comune di Milano l'incontro con la stampa di Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini. Oggi corre l'anniversario della sua cattura, 1 anno di detenzione, ripercorso nelle parole della madre che attacca il governo accusato di aver fatto troppo poco per liberare il figlio. Ricordiamoci che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. È Armanda Colusso, mamma del cooperante Alberto Trentini, detenuto da 1 anno in Venezuela, a parlare direttamente ai giornalisti durante una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, accompagnata dalla sua legale Alessandra Ballerini, e a tenere alta la voce e l'attenzione a 1 anno esatto dall'incarcerazione del figlio Alberto. Mi aveva rasserenata la stretta di mano del nostro presidente Mattarella il 19 ottobre scorso alla ministra dell'istruzione venezuelana e il clima disteso e costruttivo con cui si erano tenute le celebrazioni per la canonizzazione dei 2 santi venezuelani a Roma. Avevo sperato che quella occasione fosse il punto di svolta per la liberazione di Alberto. Spiragli di speranza che si sono infranti con l'inasprimento dei rapporti tra Stati Uniti e Venezuela. Armanda Colusso ha ripercorso l'anno di assenza di Alberto, le lotte fatte senza alcun risultato, e a chiedere ancora una volta la definitiva liberazione del figlio. Sono qui dopo 365 giorni ad esprimere la mia indignazione, perché sono certa che per Alberto non si è fatto quel che era necessario e doveroso fare per la sua liberazione. Sono stata troppo paziente ed educata, ma ora la mia pazienza si è esaurita e ho finito. Grazie per avermi ascoltato. Io andrò a casa con la convinzione che parlerete e scriverete di Alberto e chiederete assieme a me a gran voce la sua liberazione. Continuiamo con la cronaca. Su 7 conduttori di imbarcazioni sottoposti ad accertamento sull'eventuale uso di sostanze stupefacenti, 5, tra cui 2 minorenni, sono risultati positivi alla cannabis. Il dato arriva dai controlli straordinari dei carabinieri nei principali canali del centro storico veneziano tra l'8 e il 23 novembre su 17 imbarcazioni e 40 persone. 4 dei positivi alla cannabis, avendo rifiutato di svolgere ulteriori accertamenti presso il locale ospedale, sono stati sanzionati per complessivi 20.000 euro. È durato poco l'allontanamento del delfino Mimmo dal bacino di San Marco, spinto nelle acque più tranquille della laguna a sud da una task force guidata dalla Capitaneria di Porto. Dopo poche ore il delfino è già tornato a Venezia. È diventata una presenza costante tra il bacino di San Marco e il Lido e a quanto pare intende rimanerlo. Spinto verso la laguna sud per evitare gli incidenti con il fitto traffico di imbarcazioni dell'area, il delfino Mimmo è infatti tornato a Venezia dopo appena poche ore. Per riuscire a smuoverlo in acque più tranquille si era mossa una task force formata dalla Capitaneria di Porto assieme a Comune di Venezia, Regione e Università di Padova, con l'impiego anche di mezzi di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Guardia Costiera ausiliaria e volontaria. Rimanere in una zona a traffico intenso sta diventando troppo pericoloso per Mimmo, che negli ultimi avvistamenti presentava infatti alcuni segni di trauma sulla pinna dorsale. 6 ricercatori, allora muniti di apparecchi che producono un suono sgradito ai cetacei ma totalmente innocuo e di un idrofono per poter captare i suoni emessi dal delfino e determinarne la posizione, si sono imbarcati su 6 mezzi nautici che, procedendo in formazione a pettine lungo il bacino di San Marco, hanno creato una barriera sonica per
per far spostare Mimmo nella zona voluta. Per prevenire un ritorno del delfino a Venezia, i ricercatori del CERT intendevano posizionare alcuni dissuasori sonori in modo da creare una sorta di barriera permanente, ma Mimmo è stato più veloce ed è già tornato a San Marco. Siamo alla politica, elezioni regionali. Il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo presenta a Mestre le priorità del suo programma elettorale a pochi giorni dall'apertura delle urne. Mestre è centrale, fondamentale, deve avere un ruolo di sviluppo del nostro Veneto, anche dobbiamo pensare a come valorizzare le infrastrutture, il porto, le aree industriali che si possono riqualificare, magari attirando qualche grande azienda che possa fare da hub. A una settimana dal voto, Giovanni Manildo, candidato del centro-sinistra alla presidenza del Veneto, sceglie Mestre come palcoscenico per rilanciare il suo programma elettorale, percorso che prosegue con i ragazzi di Futura e di altre realtà studentesche universitarie. Insieme hanno stilato i 5 punti del manifesto programmatico, tra cui la casa per poter vivere la nostra regione e la nostra città in maniera giusta e adeguata, ma anche le nuove solitudini, per esempio delle fasce più vulnerabili, degli anziani, che devono comunque avere le opportunità e le garanzie per rimanere nel nostro territorio. Tra priorità infrastrutturali, politiche sociali e attenzione alle esigenze dei cittadini, Manildo punta a far sentire la sua voce negli ultimi giorni di campagna, cercando di consolidare consenso e visibilità in una fase decisiva per le elezioni regionali. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che la Regione ha lasciato un 30% di immobili di proprietà pubblica sfitti, inagibili. È fondamentale ripartire con politiche serie di riqualificazione che ricreino sviluppo, rigenerazione urbana, quindi ha proprio particolarmente senso partire da Mestre con la voglia di ricostruire il futuro unendo tutte le forze vive della nostra società. È una bellissima avventura, una campagna elettorale che ha voglia di ridare fiducia ai veneti, di stimolare la partecipazione, insieme creare futuro, avere una visione per un Veneto che ha bisogno di pensare più a lungo termine, ha bisogno di pensare in prospettiva, e mi fa molto piacere essere qui insieme a dei giovani che sono i protagonisti della nostra campagna elettorale. Tappa mestrina per il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha visitato la sede storica dello Store Coin. La visita ha rappresentato un momento simbolico nel percorso di rilancio della società avviato nel 2024, accompagnato dal Ministero. Il ministro ha incontrato i management e i dipendenti, soffermandosi sul percorso intrapreso dall'azienda e sulle prospettive della nuova fase di rilancio. Il radicchio veneto tra gusto, tradizione e mercati internazionali. Il ministro Lollobrigida punta al riconoscimento UNESCO, l'annuncio ieri a Scorzè. Il radicchio IGP, prodotto unico identitario, presto potrebbe portare anche il riconoscimento UNESCO. A dirlo il ministro Lollobrigida da Scorzè. Potrebbe, sono scaramantico, ha superato la prova tecnica, adesso serve la prova politica, al nuovo Adeli, diventare un valore unico che permetterà anche lì di raccontare ancora meglio i prodotti e di proteggerli da chi tenta di vendere altro. Numeri alla mano, una produzione di oltre 50.000 tonnellate con un giro d'affari che vede la nostra regione sul trono come primo produttore al mondo. Così dal report dell'ultima ricerca condotta dall'Osservatorio Veneto con l'Università di Padova. Noi abbiamo stimato all'interno di questo osservatorio un valore della produzione di circa 44 milioni di euro, che rappresenta una quota, secondo noi significativa, riferibile probabilmente ai 2/3 del valore complessivo. Giappone, Emirati Arabi, Francia e Germania, compresi Stati Uniti e Oceania, tra i mercati internazionali dove si esporta maggiormente. Dei buyer che naturalmente abbiamo approfittato per portare anche in altri contesti produttivi, ma per fargli fare degli incontri che si chiamano di business matching, dove la domanda incontra l'offerta, per cui gli acquirenti, i buyer hanno incontrato i produttori del territorio. Gli strumenti del governo per difendere e tutelare le produzioni identitarie del nostro territorio. Su che cosa? Abbattimento dei costi energetici, la possibilità di comprare nuove attrezzature meno impattanti anche dal punto di vista ambientale, ma almeno pari in termini di produzione, perché senza la produzione non si fa ricchezza, non si fa reddito.
E poi ovviamente anche la protezione nei mercati, dall'Italian Sounding, da chi vuole imitare, da chi racconta che un prodotto è uguale a un altro, senza tener conto che dietro i nostri prodotti ci sono migliaia di anni di contaminazioni, di storia, che hanno fatto del Made in Italy qualcosa che va ben oltre il fatto in Italia. A Mestre ritorna il mercatino dell'usato in Corte Legrenzi che rigenera la città. La piccola Camben di Mestre è il mercatino dell'usato di Corte Legrenzi che rigenera la città. Tra bancarelle stipate di giacche, monili, cappelli, scarpe e sciarpe si può scovare persino l'oggetto più raro e introvabile, come nel più grande mercato dell'usato di Londra. È una piccola isola felice, esatto. E cerchiamo di tenere vivi questi posti organizzando appunto questo market dell'usato una volta al mese e altre iniziative all'interno degli spazi vuoti, quindi è anche un modo per far vivere spazi che altrimenti sarebbero in disuso. Non è concorrenza per i negozi vicini, ma un cuore pulsante all'insegna del riciclaggio. Qui si chiacchiera, si sorride, si condividono biscotti e tè caldo e Mestre si riprende spazio, voce e sicurezza. Chiunque può prendervi parte, previa richiesta alla pagina Instagram. E noi diamo lo spazio disponibile e lo facciamo sempre ogni mese, il terzo sabato del mese, dalle 10 del mattino al tramonto finché c'è luce. Un mercatino che non vende solo cose, ma rende viva la città. Da Venezia è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo e subito dopo il telegiornale da Treviso e provincia. Grazie per averci seguito, arrivederci.